Nella celebrazione dedicata a tutti i lavoratori del territorio della diocesi, il vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato la necessità di una svolta nel mondo del lavoro, con l'auspicio che sia capace di dare attenzione alle persone con uno sguardo nuovo, piuttosto che mettere al primo posto il profitto. Il pastore della diocesi ha parlato di esperienze in atto dove l'aver dato priorità ai dipendenti ha portato al progresso e alla crescita dell'azienda, oltre che ad un clima di umanità tra le persone che ne fanno parte. È una sfida, ha detto il vescovo, al criterio odierno di ottenere il massimo profitto a scapito degli uomini. Dal vescovo anche una riflessione sulla responsabilità sociale dell'impresa che si declina, ha detto, su molti versanti. Assumere l'impegno di trovare forme che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro contribuirebbe certamente a moltiplicare quel patrimonio umano che porta alla vera crescita di una società. Che ci sia bisogno di lavoro come una delle prime dignità dell'uomo fondamentali, lo sappiamo, e bisogna imparare a condividere questa possibilità, perché condividere il lavoro è più che condividere il pane. È un momento difficile per trovarlo, ma bisognerebbe che chi sente questo desiderio di mettersi insieme per poter produrre il lavoro, perché c'è, insieme però, non da soli. La liturgia è stata animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari, nato inizialmente da un gruppo di dipendenti fincantieri. E poi è nata, anche se questa esperienza si è allargata alla messa dei lavoratori, e abbiamo trovato altri amici, direi di chiamarli ormai così, che lavorando in altre realtà, avendo tutti la stessa passione per la musica, abbiamo iniziato questo coro di lavoratori. Il canto è espressione di preghiera, di amicizia e di coesione, quindi noi speriamo che l'anno prossimo ci siano altre persone e ogni anno sempre di più per vivere questo momento in fraternità.